Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Ritorniamo a parlare delle nomination per quanto riguarda il campionato di promozione. Abbiamo già visto quelle riguardanti il ruolo del centrocampista. È il momento di conoscere le nomination per quanto riguarda il ruolo dell'attaccante. Allora invito qui sul palco, e tra poco aprirò la busta, Marco Clemente della Cefaledium, Andrea Germano del Real Siracusa Belvedere e Santo Scarpinato Oratorio San Ciro e San Giorgio. Salve. Salve Santo. Salve. Il sogno di tutte le squadre è avere questo terzetto, no? Perché insieme hanno fatto parecchi gol e soprattutto hanno veramente distrutto le difese avversarie, perché fisicamente sono abbastanza possenti e poi soprattutto poi hanno accompagnato il successo della loro società. Mi porgi la busta? Grazie, grazie a Federica, grazie. Allora, ho il nome, promozione, stagione 2018-2019, miglior attaccante, Marco Clemente Cefaledium. Grande Marco. Mettiamoci un po' più avanti. Allora, Marco, Cefaledium, Cefalù, che bello ritornare a pensare che insomma Cefalù possa avere palcoscenici importanti. Finalmente insomma questa vostra vittoria in questa stagione permetterà la prossima di rivedere una bellissima realtà. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, Cefalù è una città che ha fatto calcio a livello dilettantistico importante, la Serie D. Quest'anno è nato questo progetto del presidente Barranco che è andato in porto e crescerà, credo che per qualche anno. Anche più di qualche anno, dai, teniamo fede a questo progetto. Sì, però per quello che c'è per ora, già pensare che l'anno prossimo andrà avanti è importante. È già una vittoria. Già una vittoria, sì. Perfetto, grazie a Marco Clemente. Ragazzi, venite perché anche voi siete protagonisti della vostra stagione, della stagione dei Penalty Awards. Oratorio San Ciro e San Giorgio, poc'anzi parlavamo giustamente con Claudio Barone, il vostro portiere. Anche tu quest'anno hai confermato di essere uno che vede bene la porta. Vittoria finale poi alla fine anche meritata a discapito di un Don Carlo Misilmeri che comunque vi ha dato qualche filo da torcere. Buonasera a tutti, sì, è stato un campionato bellissimo, noi non avevamo progettato di vincere il campionato, di fare un campionato del genere, ma man mano che siamo andati avanti ci siamo trovati lì. Poi questo sport è bellissimo, ti prende poi con i sacrifici che fai, magari ogni giorno che passa ci trovi più gusto. Abbiamo avuto la fortuna di giocarlo fino alla fine con il Misilmeri ed è stato bellissimo anche per questo. Non si faceva uno spareggio da 5 anni, se non dimentico Castelbuono Tormina. Sì, è vero, è vero. Meno male che abbiamo vinto noi, perché i playoff non li avrei potuti fare a 36 anni, non lo so se ce l'avessi fatta. Avete sentito bene, 36 anni e ancora vede la porta e buca la porta. Grazie a Santo. Allora, Real Siracusa Belvedere è vittorioso nello spareggio, a dimostrazione che veramente quest'anno avete fatto una cosa pazzesca, avete recuperato punti su punti, non siete riusciti ad agguantare il primo posto dell'Enna, però avete dimostrato poi nel momento finale di essere squadra, di avere grande qualità e probabilmente sotto sotto la prossima stagione potrebbe essere la stagione che potrebbe far sognare anche Siracusa. Intanto buonasera a tutti. Sì, come hai detto tu è stato un grande campionato. Abbiamo lottato fino alla fine con il Ragusa, ma alla fine non siamo riusciti a guadagnare il primo posto. Ce l'abbiamo fatta tramite la finalissima playoff e quindi è stato un grande successo e un grande obiettivo per la società. Che porterai sempre nel tuo cuore, compresa questa nomination. Grazie ragazzi, tanti buon gol anche per la prossima stagione. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.